Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. 31 maggio 1972, 3 militari dell'Arma dei Carabinieri rimasero mortalmente investiti dall'esplosione di un ordigno collocato nel cofano di una 500 bianca, abbandonata sulla strada provinciale che collega Gorizia a Sagrado. Era la notte del 31 maggio 1972, quando arrivò al centralino della stazione Carabinieri di Gorizia una telefonata anonima che segnalava una Fiat 500 bianca con 2 buchi sul parabrezza, in sosta vicino alla ferrovia, lungo la provinciale che da Sagrado conduce al capoluogo esontino. Sul posto giunsero 3 gazzelle dell'Arma. Constatarono la verità della segnalazione. 3 carabinieri cercarono di aprire il cofano. Il gesto fu fatale perché il mezzo saltò in aria. A perdere la vita furono il brigadiere Antonio Ferraro, 31 anni, e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Bongiovanni, di 33 e 23 anni. Rimasero gravemente feriti il tenente Francesco Speziale e il brigadiere Giuseppe Zazzaro. Dopo anni di indagini e processi, la strage di Peteano ebbe i suoi colpevoli, gli autori materiali: Vincenzo Vinciguerra, triestino neofascista, e Carlo Cicuttini di San Giovanni a Natisone, autore della telefonata trappola, e arrestato nel 98 in Francia dopo anni di latitanza in Spagna. È deceduto il 24 febbraio 2010 all'ospedale di Palmanova, dove lottava contro una grave malattia. Un'altra ombra degli anni 70, gli anni di piombo che hanno insanguinato l'Italia. Temi scottanti, ancora oggi poco chiari, anni insanguinati dalla matrice ideologica, politica e delle lobby. Peteano resta uno dei tanti pantani del quale ancora oggi il nostro paese non è riuscito a uscire. La Corte di Donato ha sviluppato un'interessante indagine nel distretto della Sedia, chiamiamo pure così, nell'area della Sedia, tutta la provincia di Udine, ecco, in cui si evidenziano alcuni comuni dove si vive meglio o si fa meglio impresa. E proprio uno dove si fa meglio impresa è San Giovanni a Natisone, mi pare. Moimacco invece dove si vive meglio. Diciamo, abbiamo svolto questa indagine partendo un po' da uno studio fatto dall'Istat lo scorso anno, che si chiama BES, Benessere Equo e Sostenibile. Abbiamo voluto replicare questo studio nei comuni della provincia di Udine, quindi in 135 comuni, e la fotografia che ne emerge ci ha per alcuni versi sorpreso, in quanto emerge come area a benessere medio-alto tutti i comuni della cintura udinese, quindi che confinano con il capoluogo, che si estende poi verso ovest nella direttrice della Pontebana verso Codroipo e verso est nella direttrice della Udine Cividale. Ma il dato politico che emerge da questa indagine che avete fatto, cosa vi può far dire? Che l'imprenditoria funziona o no? Emerge che il distretto della Sedia non è morto. Assolutamente, il distretto della Sedia può essere, se è supportato giustamente anche dalla politica, da tutto quello che in qualche maniera può orientare il territorio, se viene supportato sicuramente è un territorio che può dare ancora molto. Devono essere supportati però dalla politica e dalla nostra regione a questo Assolutamente punto. Sì, penso che ad oggi sia il momento proprio di riflettere, dopo tutto quello che è successo anche a livello europeo e quello che rappresenta un partito nazionale, l'importanza anche di essere stato riconosciuto con dei voti importanti, soprattutto quello che ha promesso, nel senso adeguare l'apprendistato, togliere la burocrazia e dare la possibilità agli imprenditori che possano fare gli imprenditori.
Necessità di sicurezza per quanto riguarda le imprese, ma anche per quanto riguarda, direi, la popolazione. Ecco, anche questo bando si basa su questa richiesta. Le forze dell'ordine sono con la popolazione, sono con le imprese, ma si può fare anche di più, secondo lei? Sicuramente, proprio per questo che il nostro Ministero ha da tempo investito con le associazioni di categoria a livello nazionale proprio con dei protocolli specifici proprio su questa tecnologia, perché questa tecnologia insomma, ha come centralità la prevenzione e la prevenzione e il rafforzamento della prevenzione con tutti gli strumenti che possono essere più efficaci rappresenta davvero il capisaldo per poter salvaguardare la qualità di un territorio. Quindi è questo quello su cui vogliamo puntare e io devo dire che sono molto grata al Presidente D'Apozzo proprio perché ha colto insomma, in maniera insomma, precisa e puntuale questa richiesta espressa da tutti noi e con il bando ecco, pone in essere insomma, anche questo momento di coinvolgimento che era in un certo senso molto latente proprio perché insomma, anche in momenti di crisi c'è un po' di difficoltà insomma, e quindi ecco, anche questo rappresenta un ulteriore elemento di forza e dà soprattutto valore a quella che è la collaborazione interistituzionale. Questo bando, Presidente D'Apozzo, consente alle imprese di fare che cosa? Di partecipare in che maniera, insomma, alla propria sicurezza? Questo bando consente alle piccole imprese del commercio, dell'artigianato, dei pubblici esercizi, delle attività del mondo dell'agricoltura rivolte al consumatore di dotarsi di strumenti tecnologici di protezione per le loro aziende, quindi piccoli impianti di allarme, videosorveglianza, protezione e quant'altro, per prevenire anche attraverso degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione di quelle che possono essere i furti, le piccole rapine legate alla microcriminalità. Le competenze della soprintendenza devono passare alla Regione, questa è la sua richiesta perché non si riesce a trovare la quadra tra Comune e soprintendenza per la gestione dei vari casi che si sono presentati fino ad ora. È un'idea, una proposta per fare in modo che i poteri veramente siano gestiti anche a livello regionale, ma che sia anche la politica a poter decidere, perché è impossibile che un funzionario a Udine continuamente, senza dare poi alla fine delle risposte alla città, continua a bloccare qualsiasi cosa che viene proposto. Cosa non le è piaciuto della gestione della soprintendente? Sono anni che la soprintendente, la funzionaria, continua a bloccare, tipo faccio un esempio così eclatante, la famosa pedana in piazza San Giacomo per i disabili, anni, ma non si riesce a trovare la quadra, ma poi c'è il regolamento sui gazebo, sui dehors, e la questione mercato. In tutto questo cosa c'entra? Qual è la responsabilità dell'amministrazione comunale secondo lei? Il comune ha una grande responsabilità, intanto mancano due, come dicevo prima, due piani importanti, uno è il piano di zoonizzazione, siamo verso l'estate all'aperto, quindi la musica nei vari locali, anche per le strade, nelle piazze, e poi il piano dei dehors, il regolamento dei dehors. Ecco, il comune deve fare la voce grossa con la soprintendente, approvarlo in consiglio comunale perché, ripeto, deve essere la politica a decidere, non un funzionario che mette i paletti, perché basta pensare ad altre città d'Italia, senza citarne qualcuna, vedo tutti questi problemi che a Udine ogni giorno noi riscontriamo. Fino ad ora che aria si respira tra i commercianti per quanto concerne ad esempio i dehors? Richiedono un intervento da parte dell'amministrazione. È normale che avere le piazze, le vie attrezzate in un certo contesto abbellite, è normale che la gente è favorita a sedersi, a consumare le consumazioni e quindi, ma anche ne giova anche la bellezza del posto. Sono in battaglia perché richiedono questo provvedimento che è importante non solo per loro ma anche per il turismo e per il commercio in città. Che problemi hanno avuto in tal senso? Perché l'amministrazione continua a portare avanti un regolamento ma mai deciderlo, a presentarlo. Io ripeto, l'amministrazione deve prendersi le responsabilità di firmarlo, di approvarlo e dopo di sottoporlo alla soprintendente, così com'è, senza che lei metta dei paletti, perché sappiamo, lei dirà dehors in un certo modo no, e in piazza San Giacomo non si può mettere le pedane, i tavolini devono essere in un certo modo e così via. È impossibile che la città sia bloccata per colpa di un funzionario.
Dal 2012 prosegue il presidio presso la cartiera Romanello di Basaldella, tante speranze e anche tante promesse, ma fino ad ora nessuna soluzione concreta. A questo punto quali le prospettive? Nessuna realmente, perché come dicevi tu sono solo promesse, null'altro. La nostra speranza è che se il concordato, come dicono, è passato, ci siano qualcuno interessato veramente, che adesso ormai i tempi sono veramente scaduti per noi che ormai abbiamo finito quasi la cassa integrazione. Se le cose devono andare come devono andare, cioè nel senso che il concordato è liquidatorio, l'azienda verrà smembrata pezzo a pezzo, insomma. Vi hanno detto i proprietari, i referenti Mastagni, delle opportunità alternative, ad esempio utilizzare nuovamente sia la prima macchina che la seconda? È stato paventata una possibilità, ma cioè, di promesse reali non ci sono state, insomma, di reale non c'è niente. Feedback dalla Regione? La Regione ci hanno detto che sì, hanno visto qualcosa, hanno sentito anche loro, hanno avuto informazioni di possibilità di riavvio, però diciamo di certo nemmeno loro, e anche la Regione dice che finché non c'è un interessato serio non abbiamo speranze. La cassa integrazione finisce a giugno e poi? Mobilità, tutti a cercarsi un lavoro, insomma, sperando di trovarlo. Quanti lo hanno trovato? Realmente 10 persone hanno trovato, forse 10 hanno trovato un posto fisso, gli altri invece sono a termine, dai 15 giorni a un mese di rinnovo alla volta. Quanti sono gli operai a rischio? E adesso siamo rimasti in 117. Qual è il messaggio che volete dare per mantenere ancora una volta alta l'attenzione? Perché diciamo casi come il vostro non sono sempre a livello di attenzione sotto la lente di ingrandimento dal punto di vista mediatico. Quello che abbiamo fatto noi in questo anno e mezzo di presidio è stato preservare gli impianti e preservare anche il valore di questa azienda. Chiediamo assolutamente che quelli che ci hanno guadagnato in questo frangente mettano una mano nel cuore e facciano qualcosa di più adesso anche per noi. 2 anni di presidio, ma per il futuro si può presidiare per sempre? No. Adesso se non abbiamo in questi giorni qualche notizia, insomma, seria, per noi il presidio è finito, insomma. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 54 86 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 54 86 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.